Minchia, cominciamo bene. Ciao a tutti, Virus 101 ai comandi, cominciamo già con un po' di mal di gola questa serata dedicata al Veneto cosmico, quindi al Veneto che svolazza tra le stellozze. Siamo tornati finalmente in plancia per poter guidare la nostra astronavona. Allora, come dicevo anche nella descrizione di questo secondo capitolo della missione verso Barnard Loop, cosa andiamo a fare? Andiamo a esplorare un po' di stelline, un po' di sistemi che sono intorno a Witch Head Nebula. E quindi faremo un attimo un'esplorazione nel settore dove siamo atterrati in questo momento. Questo sistema ho già guardato, non ha nulla di interessante, quindi passeremo ai sistemi successivi che sono, come vedete, qui intorno. Allora, adesso sceglieremo un attimo 2-3 sistemi da vedere, possiamo visitarne 4-5, comunque adesso magari ci scegliamo anche un attimo una piccola ruota, anche perché dovremmo mettere un po' di waypoint per capire un attimo cosa c'è di interessante da vedere qua intorno. Allora, vediamo un attimo. Per esempio questa stella qui, andiamo a vedere di che classe è, Star Type F7 abbiamo A. Non abbiamo nessun dato. Allora, io in questo caso, boh, terrei come riferimento questo sistema dove sono arrivato. Mi farei un bel giretto intorno qua. Allora, bacchettate sulle nocche delle mani anche agli sviluppatori della Frontier, perché a noi esploratori non ci date proprio tanti strumenti, per esempio, non lo so, delle rotte temporanee, magari per esempio, non so, seleziono, mi faccio tutti i waypoint tra i vari sistemi, mi salvo questa rotta particolare in una di queste tabelle qua, tipo rotte salvate, anche temporanee o quello che sia, di modo che premo un bottone e poi basta che me la segui, invece di dovermi fare quello che loro chiamano i bookmark, che adesso ne ho messo qualcuno, devo già cominciare a fare pulizia. È improponibile utilizzare questi sistemi. Quindi tante volte vi troverete a giocare con un gioco con astronavi che fanno salti per luce di miliardi di anni luce, cose del genere, per fare cosa? Questa sembra interessante. Dicevo, per fare cosa? Semplicemente per prendere un pezzo di carta e una penna e cominciare a segnarvi i sistemi che volete andare a visitare. Quindi, allora, adesso noi qua andiamo a visitarci 2-3 costellazioni qua in zona. Allora, siamo proprio sul limitare della nebulosa qua sotto. E c'è già parecchia roba da vedere anche qui, però vedevo quella che potrebbe essere una bella destinazione per noi e potremmo anche fare... Sì, vabbè, dopo comunque abbiamo un po' di strumenti qua nei filtri, possiamo anche impostare altre cose. Qui per esempio ci ci sistemiamo un attimo i range, tutto quello che sia, tutti i vari filtri che possiamo impostare da qui, da qui, da qui, da qui, ma effettivamente le cose che servono non ci sono, come purtroppo avete potuto già capire. Quindi se vogliamo fare un attimo una girata qua di sistemi, dovremo appunto praticamente scriverceli, appuntarceli manualmente. Allora, sinceramente sono un po' di indecisione su che sistemi andare a visitare, anche perché dentro, proprio dentro la nebulosa non c'è granché. Volevo trovare proprio un sistema bello bello nella nebula, ma mi sa che uno dei pochi è questo Witchhead Sector. Oh, boh, quasi quasi punterei qui. Sì, dai, cominciamo. Mettiamo il primo marker qua, 17 light year, cioè proprio una distanza pagliaccissima. Partiamo. Allora, come vedete siamo qui abbastanza vicini. Sì, siamo rimasti ancora parcheggiati dove eravamo l'ultima volta. Tiriamo sul carrello, cominciamo la fase di accelerazione di uscita dal pianeta. Questo oh, ci è anche molto comodo perché possiamo eseguire il jump direttamente dalla superficie. Ovviamente a patto che ci allontaniamo abbastanza dalla superficie. Quindi adesso possiamo cominciare a ragionare, a fare questo jump superficiale, che io li chiamo così, dopo voi chiamateli come volete. Eccolo qua,
temperatura perfetta, nebulosa sullo sfondo e andiamo avanti. Tutturu, 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 tutturu. Un paio di aggiornamenti. Pensate, l'altro video l'ho fatto addirittura per... Cos'era? Sono passati anche qualche parecchio giorno di tempo. Oh, non è male. Ah, infatti chi si è iscritto al canale qui di recente mi chiedo scusa che anche se non ho pubblicato tante cose ultimamente, purtroppo è stata una settimana de fuego. Siamo andati a divertirci un po' ad uccidere un po' di zombie, ovviamente per finta, la Zombie Walk di Venezia dell'11 febbraio è stata, beh, divertente, ce la siamo passata, ce la siamo goduta tutta. Dopo magari vedremo se pubblicheranno qualche video, o li linkeremo anche noi qui in canale, perché un evento che ci è piaciuto molto, ci siamo divertiti parecchio, abbiamo ucciso gli zombie, siamo stati uccisi dagli zombie, ci hanno inzozzato del sangue e gli abbiamo staccato la testa anche a un po' di zombie. Bene, adesso vediamo dove arriviamo, una bella neutron star, no, sì, no, sto cazzo, peccato, prima o poi ne beccheremo una. Adesso, perfetto, vediamo dove siamo arrivati. Tanta roba in questo sistema. Allora adesso finiamo di fare benzina. Ok, rallentiamo, mettiamo i motori al minimo e andiamo a vedere dove siamo arrivati. Questa prima fase dell'esploratore, una volta che ha guardato dove arriva, va a vedere cosa c'è. Porca zozza. Allora, ragazzi, come potete vedere, questo è un sistema con un sacchissimo di cose, tanti sistemi da scansionare e di cui ottenerne i dati. Abbiamo anche un mega gigante acquoso qua. Ah, carino questo. Ah. Tanti pianeti visitabili. Ah. Qui è già passato qualcuno a fare la scansione di tutto il sistema, quindi non so quanto ci dedicherò qui. Però, come vedete, abbiamo subito 3 pianeti atterrabili e visitabili. Chiedo scusa, scusate, ho appena finito di mangiare. Vabbè, partiamo dal primo. No, non ditemi che è dietro la stella, ovviamente. Non sia mai che siamo dritti, magari anche col muso un po' più in zona là, ma vabbè, non importa. Ok, adesso io una cosa che volevo capire, se magari montando dei sensori di grado A siamo in grado di eseguire le scansioni da più distanti. Beh, dai, prendiamo da 100 ls, quindi non è male. Primo sistema, andiamo a scansionarlo, vediamo cosa ci ha. Allora, siamo anche polli, non è che ho fatto la scansione della stella. Sì, potremmo anche fare un attimo una scansione veloce della stella, visto che ci siamo qua vicini. Purtroppo la dura vita dell'esploratore è questa, quella che state vedendo, cioè si arriva, si fa la scansione, poi si procede system by system a capire che cos'ha. Ovviamente ci sono modi vari ed eventuali per ottimizzare un attimo tutte le varie cose. Ok, adesso andiamo a fare la scansione del secondo sistema più vicino. Ah. E voilà, e prima o poi capiremo che come ottimizzare queste cosette qua. Vabbè. Anche perché di certo la mappa di sistema, come avete potuto vedere prima, assolutamente non vi aiuterà a capire che rotta è meglio seguire all'interno di un sistema, ma avete semplicemente le distanze e il problema è che ste palle orbitano intorno alle stelle, quindi
Io, insomma, avrei fatto una mappa di sistema decisamente più dettagliata, con magari la possibilità anche di tracciare una rotta da sistema A, B, C, D, E, F, G, in modo da, insomma, poter, come qui, anche qui, limare un po' di tempo che viene sprecato inutilmente per passare da un sistemino, da un planetucolo all'altro. Allora, come andiamo a vedere qua? Andiamo a vedere la surface map, ci accediamo direttamente da qui. Speriamo di fare veloci, che nel frattempo non ci andiamo a schiantocchiare come un object selected. Questo, ma a volte iron, nickel, sulfur, carbonio, fosforo, zinco, vanadium, germanio, tincture, antimoni. Dai, non è male questo cosaccio qua. Nel frattempo abbiamo scansionato anche questo, iron, nickel, carbonio, manganese, fosforo, vanadio, cadmio, rutenium, mercurio e via discorrendo. Adesso andiamo a selezionare questo e scapiamo. Continuiamo con la scansione. Perché anche qui, come vedete, adesso stiamo scansionando questo, ma prima avevamo fatto quello. Cioè, io ho capito che le distanze già da qui sono comode, ma qui ho fatto una scansione per un altro... Ah, ah. Scusate, chi c'è qua? Mm, 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 mm. Vabbè che non siamo distantissimi dalla civiltà, ma cosa cazzo può esserci qua? Una emissione degradata. Beh. Siamo in esplorazione, siamo qui a grattarci la ciolla, per cui alla fine nessuno ci vieta di andare a dare un occhio a questa cosa. Allora vediamo già pezzi di astronavi esplose. Small Survey Data Cache. Non vedo altri segnali sul radar qua in giro. Vediamo un attimo questo pezzettone di nave. Sidewinder? Può essere? Sì, sembra proprio un pezzo di Sidewinder. Che cazzo ci fa un Sidewinder così distante? Ok. Nel dubbio andiamo a recuperare sto coso. Vediamo cosa abbiamo recuperato. Ah, me lo segnala anche come stolen. Quindi adesso abbiamo anche un cargo illecito a bordo. Vabbè, intanto lo teniamo qua. Giusto per cercare di capire. Magari andremo a cercare qualche dato riguardo cose a quello che può essere questo dato qui. Continuiamo a dire parole agli sviluppatori perché insomma queste cose a parte le trovo un po' assurde. Come può essere stolen un cargo di questo genere sparso in giro nel nulla? Ok. E perso nel nulla, insomma, cioè, boh, boh. Cioè, figuratevi, nella nostra realtà in mare, se voi trovate una nave abbandonata in mezzo all'oceano in acque internazionali diventa vostra di diritto, cioè, è così, lo sanno tutti. Cioè, sono in mezzo allo spazio, in mezzo al nulla e un cargo così viene segnato come stolen. Ma stolen a chi? È una nave esplosa che non c'è nessuno là dentro. Le incoerenze di questo gioco. Oh signore, ho tracciato. Eh sì, stiamo tracciando un asteroid belt, quindi una fascia di asteroidi. Sinceramente non mi interessa una cippa fare le... Mm, non mi interessano gli asteroid clusters, quindi li togliamo.
Oh, perfetto, mi interessano pianeti e stelle. Gli asteroid cluster proprio zero totale. Andiamo, andiamo. Questo è bello distante. Ecco qui. Sì, un'altra cosa interessante che potevano fare era per esempio anche un bel, come abbiamo i thruster in navigazione normale, anche un bel FSD boost, tipo arrivo qua, ho 1170 light year, ho un FSD di livello elevato e tutto il resto, allora capisco che su Sidewinder può non avere certi sistemi, ma quando cominci a spendere 6-7 milioni solo per un modulo FSD, cazzo dammi anche la possibilità di avere un FSD thruster, un FSD air brakes, quindi posso accelerare o dargli una bella frenata di colpo. Anche perché considerando che giocatori che arrivano a spendere certe cifre vuol dire che hanno giocato parecchio, quindi sono operazioni che fanno costantemente e fanno da mesi. Cioè, dateci una mano a perdere meno tempo. Anche per esempio la scansione questa qui dei sistemi, un esploratore, date uno scanner che funzioni più velocemente da distanze più ampie, cioè, insomma, boh. Questi sono proprio tutti gli aspetti negativi che sto trovando di questo gioco, che altresì sarebbe anche carino e bello da giocare, però sono tutte quelle piccole cose che rendono questo gioco estremamente noioso, perché a un certo punto questo gioco comincia a diventare noioso. Allora, visto che noi adesso stiamo facendo un po' di scansioni, andiamo a vedere nella system map cosa abbiamo trovato intanto. Non so quanto ancora resterò dentro questo sistema, perché questo l'abbiamo guardato. E anche per esempio tutti questi dati qua, perché non posso guardarmeli anche dal computer di bordo? Perché devo sempre uscire dalla navigazione, cioè anche qua. Ok, questo è ricco di metalli, questo è qua, questo è quello che stiamo scansionando in questo momento, credo. Guardate qui. Cioè, allora, per esplorare questa parte qua di sistema penso che ci metteremo un bel po' di tempo, quindi va bene. Va bene, allora dopo IP 239, ah ok, quindi ho il nome e i dati, perfetto, adesso passiamo a questo. Là, come vi dicevo, come vedete qui sono in base alla distanza, ma signori le cose non funzionano così, questa stella, questo può essere qui, questo può essere la stessa distanza ma di qua, quindi se devo andare da qui a qui, devo percorrere da qui a qui, non è che li percorro in linea retta come li vedo qui, cioè darmi anche una posizione spaziale reale. Eh, eh. Ragazzi, su via. No, non ci siamo. Sono tutti quei piccoli, piccoli, medi dettagli che fanno la differenza tra un gran gioco, ok, tra il giocone e un gioco carino dove magari perdere qualche oretta, ma che dopo ti stufi, perché ad Elite io sinceramente sto cominciando a stancarmi, quindi difatti come vedete non sto facendo tanti stream e tanto a riguardo, quindi adesso mi sto dando un attimo all'esplorazione violenta e brutale, come per esempio anche qui, adesso vedete che non sto facendo la scansione di nulla, perché? Perché ho selezionato il pianeta da fuori, ma se io dovessi fare così e così, ah, ok, no. Sono troppo distante? Che succede? Cioè prima da meno di 100 ls cominciamo a fare le scansioni di qualsiasi cosa, adesso no. Si vede che sono più piccoli, ma quello è più grande ed è anche più vicino. Cioè, sono delle cose veramente assurde dentro questo gioco che non si capisce mai, perché uno dopo si fa i conti, dice ok, pianeta grande, faccio la scansione da più distante, pianetoidi, lune, cose più piccole, devo essere più vicino. Cazzo, 14... Cioè, a 11 ls comincio a fare la scansione di sto sasso. Cioè, Dio santo. C'è proprio un'abissale perdita di tempo. E anche perché nel frattempo non faccio niente. Non è che magari mi guardo gli altri dati planetari. No, devo spostarmi da un pannello all'altro. Devo uscire dalla navigazione per entrare nel... Ma sto cominciando veramente a arrivare un po' al limite, sinceramente, con questo gioco. Quindi, boh, dai. E anche tutti sti tempi qua di scansione. Cioè, ragazzi, vabbè, volete fare le simulazioni e tutto il resto. Vado a giocare a Kerbal. Cioè, se volessi una simulazione fatta finita e completa, vado a giocare a Kerbal. E dopo, adesso oggi leggevo un post
sulla versione 2.3 dove finalmente avremo i piloti con gli avatar, quindi potremo metterci la nostra faccina, fare i nostri capelli, la tutina. Cioè, ragazzi, mancano le missioni di salvataggio, mancano le missioni di attacco fatte bene. Cioè, per esempio, dico una cosa, allora, io in qualsiasi gioco spaziale che ho giocato in precedenza, che sia stato anche le vecchie versioni di Elite chi se lo dimentica freelancer, guardate qua che non riesco a selezionare un sistema rispetto all'altro, aspettate perché mi ha catturato la gravità. Vabbè, no, questo è troppo distante, torniamo al nostro sistemucolo qua. Dove è finito? Eccoli qua, eccolo qui. Come vedete non riuscivo a tracciare uno rispetto all'altro, anche in questa situazione. Comunque, dicevo, per esempio, nelle situazioni di guerra, entro nel sistema di war, vado a fare un po' di combattimenti, mi alleo una determinata fazione di un sistema per fare i combattimenti dentro quel determinato sistema, dico che bello, vado a combattere, sì, arrivo a combattere e il combattimento si riduce a droppa nell'area, allineati alla fazione, comincia a sparare alle navi, punto. Non ci sono assault ship, non ci sono navi madri, non c'è un minimo di tattica, non ti puoi unire per esempio a una wing già formata anche di NPC, per carità, non puoi per esempio, non c'è, non so, per esempio, fai la missione, tutte le missioni ti dicono distruggi tot navi, infatti adesso c'è la gente che sta facendo i miliardi, ok, andando a prendere 700.000 volte la missione distruggi tot navi, fanno la missione distruggi tot navi, ne fanno due o tre e quindi praticamente completano 20 missioni che gli danno 1 milione a missione e si fanno i soldi. Allora, cioè, va bene, bella strategia, adesso si fanno i soldi così, in questo periodo dentro Elite. Ok, ma che senso ha? Cioè, se ci sono due fazioni in guerra, salteranno delle basi, quindi magari ci sarà, se devo prendere una missione, vado a fare l'assalto su un pianeta, anche con degli NPC che attaccano, magari devo andare giù con lo Scarab, mi dicono vai giù con lo Scarab, e tu dici ma porca troia, no, tu vai giù con lo Scarab, se no vaffanculo, non fai la missione. E la missione è quella. Oppure dai copertura agli Scarab. Cioè, hanno tolto le missioni, per esempio, scorta a questa persona. Missioni odiatissime nel passato, però erano anche belle da fare a volte. Perché no? Perché no? Erano anche divertenti da fare in molti contesti. E non ci sono più. Non ci sono le missioni di, che ne so, vai a dare una mano a questa persona, recuperagli l'astronave, recupera questo escape pod. Cioè, mancano miliardate di cose, tipo tutte queste missioni, tutte queste cose qua, e perdono tempo a fare gli avatar personalizzabili? Cioè, ma saranno mica quelli i contenuti che ci interessano? Cioè, io dico no, sinceramente no. Per esempio, mining. Mining abbiamo un'astronave che è in grado di fare i jump nell'iperspazio, tutte le sue varie manovre, può sconfiggere la gravità delle stelle, può navigare vicino a una stella che dovrebbe che friggerebbe praticamente qualsiasi cosa e non è in grado di guardare un asteroide se per esempio le risorse sono di qua o di là. E quindi per esempio quando andate a fare mining, se guardate anche nei video precedenti, cosa fate? Pensate davanti all'asteroide e sparate. Basta, punto, fine. Grazie al cazzo, arrivederci. Ma dateci qualcosa di bello, non ho uno scanner per esempio che mi dice magari qui c'è questo minerale, lì c'è quello. Quando faccio la scansione anche dei pianeti, come avete già visto anche in questo contesto qui, ti dice questa probabilità di trovare queste cose. Ma ci saranno dei giacimenti sul pianeta? La mia scansione superficiale mi dirà, guarda che qui hai più probabilità di trovare questo, questo, quello, dammi dei colori diversi. Cioè, a cosa serve? Ecco, a cosa serve questa cosa qui? Adesso la state vedendo in questo momento, ok? La scansione del pianeta. Andiamo a vedere a cosa serve, perché andiamo a vedere a cosa serve. Stasera sono abbastanza polemico, lo riconosco, però sinceramente mi sono un po' arrabbiato. Ok, andiamo a fare la scansione di questo sasso e quello che vediamo è questo. Una texture col suo relative heatmap e tutto il resto, illuminata, e vediamo i colori della superficie, vediamo tutti sti buchi che sono crateri di improbabili schianti di asteroidi, ok? Tanti, davvero tanti, però vabbè, li disegnano così. Non ho una mining map qua intorno. Non è che clicco un bottone e mi dice guarda che qui trovi questo. Nei dettagli vediamo questo. Una scheda. Una scheda.
dentro un'astronave che è in grado di fare salti nell'iperspazio, ha gli scudi ad energia, ok? E quando facciamo la scansione di un pianeta, noi vediamo questo e un pezzo di testo, una tabella di testo, ok? Vabbè, ho tutti i dati del pianeta, va bene. Se devo andare a recuperare risorse, quello su cui mi devo basare è questo, l'atterraggio vicino a un cratere e la fortuna di beccare i segnali, seguire i segnali giusti con lo scarab e andare a far esplodere dei sassi che cadono a random sulla superficie. Cioè, vengono generati, scusate, a random sulla superficie. Uno sviluppatore serio, ok? Che rispetta i propri giocatori, la gente che ha pagato, che ha comprato il gioco, che crede in questo gioco, che l'ha comprato ancora quando non aveva niente, ok? Giochiamo da quando era in beta all'inizio, ok? Avrebbe investito un po' di tempo, mi avrebbe magari messo qui un colore, magari anche qui una serie di colori, ok? O magari avrebbe nominato delle aree, dice guarda che qui puoi minare e qui ci sono i materiali, qui invece non c'è un cazzo. Qui i materiali che ho rilevato sono... trrr, e allora qui magari mi scrivi vicino, qui c'è tanto zolfo, c'è tanto questo, c'è tanto quello, c'è tanto quell'altro. Quindi cosa fai? Aiuti il giocatore ad orientarsi meglio, gli eviti un'enorme perdita di tempo nella ricerca dei minerali, dei materiali che gli servono, anche perché io ricordo che i materiali non sono acquistabili, non sono commerciabili, quindi se volete i materiali, ragazzi, mettetevela via, ve li dovete andare a recuperare sui pianeti, quindi questo è come li trovate, altrimenti dovete pregare di trovare in giro in internet qualche forum, sito, anche su forum di Steam, forum della Frontier, o su Reddit o dove sia, qualche altro utente che che vi può dare un consiglio, vi dice sì, guardate, questi li trovate qui, questi li trovate lì, ma potete fare quello che volete, ma qui all'interno del gioco il gioco non vi darà nessun aiuto. Però, però, haha, eh, attenzione, perché potremo personalizzare il nostro avatar all'interno del gioco. Allora, sia chiaro, ero anche in una discussione a riguardo questo aspetto qua. Non è che sia una cosa brutta di per sé, anzi è una cosa carina, cioè è una cosa che finalmente si sentiva anche un po' il bisogno di questa cosa qua. Però vorrei anche dire, ci sono milioni di cose più importanti da fare all'interno di questo gioco. Questo è il discorso. Ci sono tante cose da aggiungere, ci sono tante cose da migliorare, ci sono tante cose da sistemare, per esempio anche il discorso dei combattimenti, il discorso dei drop degli FSD. Perché? Perché per esempio anche lì non è giusto che un utente che spende 20 milioni, 5 milioni, 10 milioni per comprare un modulo FSD di grado 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, quando deve eseguire il drop su una stazione, deve eseguire il drop alla stessa velocità e distanza di un Sidewinder con un FSD da... Cos'è che gli costa 2500 crediti? No, non è giusto. Perché? Perché chi ha speso chi ha un FSD di grado 8A vuol dire che ha passato un bel po' di ore in gioco. Quindi non rompetegli tanto le balle. Lasciate che faccia il drop dalla sua bella distanza. Ah, ok? L'esploratore, stessa cosa, anche i sensori di scansione dei pianeti, tutto quello che abbiamo appena detto, insomma, io adesso non lo so, non lo so. E quindi considerazioni mie personali, purtroppo a riguardo di questo gioco qui, è che sinceramente non ho neanche molto più tempo da dedicarci. Vedo che non riesco neanche a stargli tanto dietro, ma uno perché anche i video che dopo si vanno a produrre su questo gioco sono noiosi. Sono noiosi, cioè la gente, cioè, chi, vabbè, segue il gioco o magari si guarda anche il video, c'è il tutorial, quello che sia, adesso voi la mega missione che stiamo facendo, insomma. Vabbè, oggi siamo in modalità proprio iperpolemica, vabbè, l'abbiamo capito. Comunque dicevo, riusciamo a fare scansione di qualcosa qua? Ah, so- non c'è- no, niente.
Dobbiamo andare ancora più vicini, evviva. Pensate se questi sistemi fossero stati a tipo 500.000 light second, come può capitare a volte. Comunque dicevo, anche lì è un gioco che fa perdere tanto tempo. Però può anche starci. Il problema è che nel momento in cui io mi sposto dal sistema A al sistema B, dal sistema B al sistema C, faccio le operazioni che vedete anche in questo momento. Io non ho un cazzo da fare nel frattempo. Cioè, grazie a Dio adesso sto facendo, sono qua in streaming che me la chiacchiero qui con voi che siete online, i vari spettatori e chi sta seguendo, ma cioè, se non fosse così io avrei già abbandonato il gioco, ve lo dico, perché dopo cosa fate? Vi dovete, andate a dire, va bene, vado a combattere. Ma per andare a combattere, se non avete da una Vulture in su ingegnerizzata, non combinate un cazzo. Già una SP, tutto a grade, con i multicannon potenziati, non è che combinate molto. Dovete cominciare con un Vulture, con un Python in su. Ci sono giocatori che hanno tutti i moduli grado di livello 5 di ingegnerizzazione, livello 4-5. Cioè, come potete pretendere di andare a combattere ora come ora? Cioè, i giocatori che si avvicinano a questo gioco oggi giocheranno un mese e poi quittano, perché il divario tra chi ha potuto sfruttare determinate cose del gioco, sono state le varie fasi. Quando il gioco è uscito, facevi il contrabbandiere, io ho fatto un sacco di soldi col contrabbandiere. Ok, c'erano missioni da 300.000, li facevo con il Cobra, 500.000, 600.000 missioni per contrabbandare 2-3 schiavi da una stazione all'altra, 20 light year di salto. Le facevo a raffica e ho fatto un bel po' di soldi. Così sono riuscito ad arrivare a comprarmi un ASP, che è quello che sto guidando adesso. Con l'ASP ho fatto un'altra serie di missioni. Ho saltato la fase successiva un po', però dopo sono riuscito a sfruttare un attimo la fase di missioni di trasporto, che c'è stato un periodo che pagavano bene e ho trovato un buon sistema. E allora lì ho fatto tipo una novantina di milioni in una settimana, che non è male, anzi anche meno di una settimana. Dopo è uscita l'espansione per i passeggeri, e allora via tutti a trasportare passeggeri, 10 milioni a missione per neanche 40 minuti di missione. Meraviglia. Adesso hanno nerfato pure quello. Come fai i soldi adesso? Warzone, devi andare a combattere. Come dicevamo prima, entri nella Warzone, ti fai alleato con il sistema, cominci ad abbattere tutte le navi che puoi, fai tutte le missioni di abbatti la nave, abbatti la nave, abbatti la nave, e allora se hai già un'astronave, se sei riuscito a sfruttare tutti i vari step che dicevamo prima, quindi prima facevi le contrabbandiere, poi trasportavi, poi hai fatto le missioni, poi trasportavi la gente e tutto il resto, allora adesso hai fatto i soldi. Ma un giocatore nuovo che entra non può fare questa cosa. Un giocatore nuovo che entra oggi come oggi ha delle missioni che non pagano un cazzo, fa una fatica immane a tirare su quei 2-3 soldi che gli servono per anche passare da un Sidewinder a un Cobra, perché le missioni non pagano un cazzo, ha dei rischi spaventosi, c'è uno sbilanciamento completo e gli sviluppatori pensano di inserire gli avatar personalizzabili. Non ho neanche un ad che mi plotta magari una traiettoria per entrare dentro il dock o mi fa un plot di una traiettoria ottimale per atterrare su un pianeta. Ho una nave con un computer che mi fa fare i salti per luce e non ho queste cose. Cioè, io sinceramente vabbè, diciamo che in questo episodio sto facendo un attimo una scansione di questo sistema e tra un po' chiudo perché è già passata mezz'oretta, sarete anche stufi di sentirmi lamentare. E oggi purtroppo siamo un po' polemici perché ho avuto sono stato molto scottato, diciamo, da questa situazione. Sinceramente, mi ero illuso che Elite potesse diventare un gran bel gioco in cui fare tante cose e poterlo usare anche appunto per fare degli stream, dei video, insomma, di un po' della vita nella galassia, di cosa fare di qua, cosa fare di là, un po' di combattimento, un po' di esplorazione, magari sai, le cose che alla fine mi piace fare, su cui insomma mi ci diverto, ma
È un gioco che mi ha deluso completamente. Adesso anche con la news dell'ultima release qua che appunto avremo gli avatar e tutto il resto, a fronte di mancanze, non dico criminali, ma non so, non mi viene un aggettivo migliore in questo momento. Cioè, ci sono veramente delle cose molto più importanti che l'avatar con la faccina e lo stream della tua faccina mentre parli con gli altri piloti. Che, tra l'altro, anche lì, se qualcuno di voi avesse giocato a Free Space 2, un gioco abbastanza vecchiotto, sempre di simulazione spaziale, ma molto molto bello, ok? Già all'epoca lo facevano, erano delle GIF animate per carità, ma già contestualizzavano bene il tutto. In Freelancer già succedeva, in eWorld già succedeva, sui vari X-Wing, perché no? E qui no? E qui me lo rilasci alla versione 2.3, quindi sarà una quarta, quinta espansione di questo gioco, una delle quali anche a pagamento, ok? E non ho ancora una missione tipo vai a salvare questo pilota che si è espulso dall'astronave? Vai a portare un po' di carburante a sto pilota disperso? Vai a portare queste risorse in questa base che stanno finendo le risorse? Vai a combattere contro questa determinata fazione attaccando questa base insieme a questo squadrone? Eh, perché dove sono tutte queste cose? Sarà molto più importante, no, mettere gli avatar personalizzati? Eh, senza quelli proprio il gioco non funziona, no? Bah. 914, 23. Andiamo qua. Le system map, per esempio, come vedevamo anche prima, tutto il discorso di mining, cioè, non lo so, io rimango abbastanza deluso. E tutta questa delusione si tradurrà in un correremo velocissimamente verso Barnard Loop, faremo proprio il minimo indispensabile per completare la missione, anche perché ormai ci siamo impegnati a fare questa cosa, non è bello, non è assolutamente bello lasciare le cose a metà. Però vi avviso che alla fine di questa missione i video su Elite termineranno, se poi deciderò di dedicarci ancora un po' di tempo di gioco così in relax la sera, sarà tempo di gioco proprio così, proprio così, lasciato lì. Allora, io nel frattempo mi sono anche un po' rotto le bale di fare scansione di sistemi, tanto anche qui non stiamo guadagnando molti soldi, anche perché tutti questi sistemi sono già stati precedentemente esplorati. Ah, ah, ma pensa a te, siamo arrivati proprio quasi alla metà. Vedete, Harbinger 73 ha già esplorato tutto, che poi anche qui c'è una quantità di esploratori che è qualcosa di devastante, 2360, 3220, quindi sì, insomma anche via migliaio, siamo qua che va vicini, 8900. Ah, non so. Mm, mm, mm. Non so se continuare l'esplorazione di questo sistema o come si suol dire darla su e via. Ah sì, sì, no, guarda. Passiamo al sistema successivo, mi sono un po' rotto di stare qui, non ho trovato per il momento nulla di interessante, quindi non c'è neanche una stella principale interessante, quindi andiamo via. Andiamo via da qui, scegliamo la nostra prossima meta, magari qualcosa che ci porta verso Orion. Vediamo. Stavo anche cercando di vedere se magari riuscivamo a trovare una... Ecco qui. Questa quanto distante è? 52 ls. Sono due jump. Che tipo di stella è? Ma ecco, altre cose da sistemare come potete vedere. Adesso ho perso il riferimento alla stella che avevo trovato. Eccola qui. Allora io ho
selezionato te, sì, non quell'altra, Star Type B9 Eevee. Non lo so, sono indeciso, sono indeciso. Vabbè, dai, andiamo qua. No, non pensiamo. Dai, due jump, quanto ti ci vuole per plottare? Dai, ecco qua. Come dicevamo, questo sistema è inutile e ce ne andiamo via. Bene, salutiamo Witchhead e Nebula, andiamo ad allontanarci di un paio di jump dal sistema. Primo 37, sarà una ventina di secondo, 25 probabilmente. E niente, andiamo verso di là. Sì, niente, come dicevo, adesso andiamo velocemente a finire un attimo i vari episodi di questa missione e nel frattempo cercherò di orientarmi verso qualche altro gioco, magari un po' più interessante sinceramente di Elite. Stavo pensando di fare un bello step back e tra un po' inizieremo una bella avventura su Entropia Universe. È un giochetto interessante che ho provato un po' di tempo fa. Giochetto che ci darà la possibilità di investire soldini veri e di ritirare soldini veri dal gioco con il cambio 1 a 10. Quindi un soldino vero, 10 soldini di gioco, 10 soldini di gioco, un soldino vero. Boh, l'idea è interessante, l'ho provato un attimo, non pensate che sia così facile perché il 110% di quello che guadagnerete all'interno del gioco vi servirà semplicemente per mantenervi vivi all'interno del gioco. Tempi di sviluppo del personaggio, si parla di carriere pluriennali, a noi interessa sinceramente relativamente, a noi ci piace giocare, ci piace giocarcela, quindi dopo da lì si vedrà, magari coinvolgeremo anche qualche amico. Mi dispiace per One Last che ci segue in canale da un bel po', è stato uno dei primi iscritti e un giocatore che ringrazio veramente molto e anche lui comandante dentro Elite che più volte mi ha chiesto di giocare insieme. Ecco qui Stellona blu blu che ci ha chiesto più volte di fare qualche missione assieme. Non è detto che non faremo missioni assieme, anzi, ben venga e molto volentieri. Però il tempo che andrò a dedicare a questo gioco, insomma, sarà bassino e pochino. Ok, questo sistema non c'è un cazzo, detto proprio in amicizia, e detto come diciamo noi, non che sia un casso qua, ma proprio un casso de un casso de un casso de niente. Come vedete non c'è niente, ma niente niente, niente niente, niente niente. Se avrei fatto bene magari a non puntare proprio il muso della nave sulla stella qui. Andiamo a vedere una stella vicina se ci dà qualcosina. Allora, giusto un paio di dati. Siamo passati qua, abbiamo guardato un paio di sistemi proprio al volo vicino a Wishhead. Per carità, ce ne sono tante, tante, tante di stelline qui intorno da andare a visitare. Ah, perfetto. Quindi nel frattempo abbiamo anche finito di fare benzina. Oh, sì. TTS Vab. Ah, ma cioè, gioco fai serio? No. Allora, niente, facciamo così, andiamo a vederci questa bella stella qua. Eh, Cioè, io adesso non vorrei dire, ma è un jump. 25 light year è un jump. Adesso non so se è perché sto facendo streaming e che allora la CPU è un po' sotto sforzo e questa operazione utilizza tanto la CPU, ma minchia, devi fare un jump. Oh, scusate, mi stavo autofriggendo. Tra l'altro, vediamo come sono messi i nostri bei moduletti.
Ok, niente da riparare. Procediamo oltre. Ok, temperatura che sta salendo a manetta, ma comunque sta anche bene. Quindi buono, niente, dai, andiamo a procedere. E ho dovuto comunque, avviso anche un'altra cosa, abbassare un po' la risoluzione per vedere di riuscire ad avere uno stream un po' più fluido. Quindi la risoluzione di questo stream è un po' più bassa. Avrei magari dovuto dirlo all'inizio, ma sono quasi le 11, siamo stanchi. È sera ed è tardi. Quindi il Veneto cosmico potrebbe scadere in frasi idiomatiche locali, tipo il... No, 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 no. Lasciamo stare. Lasciamo stare perché dopo prendiamo parole. Cosa c'è qua intorno? Oh, almeno 6 oggetti li abbiamo qua da visitare. Allora, perché? Là. Dai. Ok, controllino della System Map. Come dicevamo anche nell'altro video precedente, l'ho visto giusto che stiamo cincionandoci. Quanta roba. Ok, granite, in questo caso infoiata qua, infoata, si è passata una ninfomane qua. Ok, qui adesso ce ne andiamo velocemente, questo sistema è già stato visitato. Mi dicono, visto che vogliono simulare, no? Vogliono fare i fighi alla Frontier, facciamo una bella simulazione spaziale. Come posso sapere che Granite ha scoperto questa stella? Io i dati questi... Pensiamo un attimo a livello logico, no? Io dentro il mio computer della nave non ho i dati di questo sistema. Ho una mappa stellare che però mi dice che qui c'è una stella. C'è un sistema. Bene, arrivo, vedo la stella. Bene, ho la stella. Posso capire questa che mi dici, guarda, questo sistema è stato scoperto da Granite per la prima volta. Ma se io con la nave atterrata e doccata, collegata con uno spazioporto, non ho aggiornato questi dati qua. Come faccio nello spazio a sapere che è stata scoperta da Granite? Non c'è neanche un nav beacon qua in zona. Che allora mi collego al nav beacon o un'altra stazione spaziale qui. Non c'è nessuno. Come posso avere questi dati? E allora, visto che vogliamo essere precisi, evitiamo queste ipocrisie gratuite, ok? E non facciamo perdere tempo ai giocatori nel nome della simulazione, perché già questa cosa qui che vediamo va fuori qualsiasi cosa possa essere considerata una simulazione reale del- di navigazione. È un gioco arcade, rimarrà sempre un gioco arcade. Quindi è inutile inserire elementi di super, iper, mega tronic simulation, ok? E poi, e poi scadere su queste cose. Come vedete, io non ho i dati di questo sistema. Adesso vediamolo proprio. Non ho i dati, non posso comprarli, non posso acquisirli da nessuna parte se non andando fisicamente lì. Non c'è scritto niente, quindi nel mio computer della nave non c'è il dato di chi ha scoperto questa cosa, ma magari becchiamo proprio il sistema in cui non è passato nessuno. Adesso, l'avete già visto comunque. Io adesso prendo, sono nello spazio vuoto, nel computer della mia nave c'è solo un puntino che mi dice qui c'è qualcosa. Ed è una stella di questo tipo qui. Non ho i dati di sistema, non ho i dati di niente là. Le cuffie che fanno male. Ah, tra l'altro sto anche per andare a ordinare il bel microfonino nuovo, così ci saranno meno frusci e respiri sul microfono. E sto trabicolo da headset che ho qui va bene per giocare, molto comodo, un paio di cuffie Sades molto comode, ma cazzo. Sto cazzo per fare i video, sto cazzo, come diciamo qui, una merda. E come dicono nella zona qua vicino, una merda.
Ma proprio una merda della merda. Ecco. Bene. 18 oggetti astronomici trovati. Benzina l'abbiamo fatta. E adesso andiamo a vedere le meraviglie di questi finti giochi di simulazione. Tam! Offline only. Ok. Ha scoperto questa stella, questo pianeta, ha scansionato questi pianetucoli, in più questo. Ma sì, io non ho nessun dato. Come dicevo anche nel video precedente, che ha messo la bandierina qua sopra, cioè è arrivato sulla superficie solare e ha messo la bandierina. Ha lasciato un nav beacon qua? No, non ce n'è, non c'è un oggetto, non c'è un radar, non c'è un ripetitore, non c'è niente, cazzo, non c'è niente. Come faccio a sapere io che questo pilota, questo comandante ha scoperto sta cosa? Se volete fare una simulazione seria, allora, o gestite bene anche queste cose qua, ok? E nel momento in cui arrivo nel sistema app ho i pianeti disposti secondo la loro orbita, in scala o quello che sia, o anche non in scala, ma mettimeli dove sono nell'orbita attuale, non darmi i dati a meno che non ci sia un nav beacon o uno stardock o similare, ok? Perché allora fammi la simulazione fatta bene. Se no non fare una simulazione, tienimi tutto arcade, ok? Anche quelle parti là e tutte le parti dove mi fanno perdere tempo, tipo nei jump, nelle scansioni, nei rientri planetari, nei drop fino agli spazioporti, tutte quelle cose là. Cioè, lasciateci in pace, non state a farci perdere eoni di tempo con gli ingegneri, con questo, ma non puoi comprare questo, ma puoi comprare quell'altro, ma non puoi andare lì, ma di là sì, ma di qua no. Vabbè, puntata super polemica contro questo gioco. Perché? Perché dopo aver elencato tanti pro, d'ora in poi andremo ad analizzare tutti i vari contro. E perché? Tutto nasce da oggi, da quel discorso che dicevamo prima. Hanno deciso di implementare gli avatar, cosa che non ci serve, non vogliamo, cioè non vogliamo, non ci serve più che altro. Non ci serve, non ci serve e non ci serve. Allora qua vediamo di fare una cosa un po' più. Vogliamo proprio esplorarli tutti questi? Cioè ragazzi, sono tanti. Cazzo, quanti sono? No. Tiriamo dritto, andiamo direttamente verso Orion. Quindi la rotta è tracciata. Tra un po' partiremo per la nebulosa di Orione. Ecco qui. Non resterò in streaming mentre farò il viaggio perché come avete potuto già vedere nel capitolo precedente, sei una rottura de coglioni, proprio, detto così, sei proprio una rottura de bae. Quindi adesso mi smazzerò questi salti, sono anche pochi, ma si tratta di fare cosa? 11 jump, 10 minuti, 53 minuti di trasmissione, no, 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 chiudiamo qui. Quindi ragazzi, ecco qui. Puntata molto polemica quest'oggi, mi scuso se vi siete rotti un po' le palle, se non condividete le mie posizioni, ben venga, scrivete sotto, ci facciamo quattro chiacchiere umane, ognuno ha le sue idee, ognuno ha le sue convinzioni e poi magari mi sbaglio, è magari un approccio sbagliato mio dovuto a una giornata, alla lettura di quella notizia lì, insomma, io avrei fatto altro, poi ovviamente ognuno ha il suo, come dico sempre. Comunque, dicevamo, sì, se non condividete le mie posizioni, scrivete sotto, se le condividete, scrivete sotto, ci facciamo quattro chiacchiere, ben venga, volentieri, e se sono chiacchiere costruttive, anche se sono anche discussioni, a volte possono essere anche abbastanza accese, però sempre nel rispetto di persona a persona, ben volentieri. Quindi comunque chi non dovesse mantenersi a tenersi a queste regole gli verranno oscurati i commenti, mi dispiace dirlo, però preferisco operare in questo modo qui, in modo da appunto evitare spiacevoli discussioni con flamer troll e quant'altro giri online. Per il momento insomma ho trovato sempre solo persone
con cui dialogare molto molto tranquillamente, con cui abbiamo anche poi insomma chiarito alcuni punti, per esempio vedasi anche il video su Revelation Online sul discorso dei GDR, discorso su cui poi andrò a ritornare facendo magari qualche altro video appena riapriranno i server di Revelation. E che dire, basta, per oggi ci siamo, puntata iper polemica va a chiudersi qui e niente, scrivete, invitate gli amici a sottoscrivervi nel canale, non i video che vengono pubblicati come vedete sono così, hanno la cadenza per quando riesco a farli e niente, basta, è tardi, sono stanco, è ora di andare a nanna, finiamo un attimo questi jump e ci vediamo alla puntata successiva, all'arrivo sulla nebulosa di Orion, dove speriamo di trovare qualcosa di più, di essere in una modalità psicofisica migliore, in modo da poter evitare tante polemiche e magari godersi anche un attimo questo pezzettino di missione. Fermo restando che a meno che non cambi drasticamente qualcosa all'interno di questo gioco, questa sarà la missione conclusiva della mia carriera dentro Elite, finisco l'esplorazione di Barnard Loop, tornerò indietro e poi parcheggerò l'astronave per riprenderla in mano solo ed esclusivamente nel caso in cui mi dovessi trovare con qualche amico per scorrazzare in giro per la galassia, perché comunque non è un gioco assolutamente pessimo, ha i suoi pro, ha i suoi contro, ha le sue cose belle, ha tante cose brutte, purtroppo ha tante cose che potevano renderlo il gioco con la G maiuscola proprio di simulazione spaziale, però sembra che la Frontier non voglia seguire questa strada, hanno tante idee differenti. Può essere che questi contenuti a cui accennavo verranno inseriti in un futuro. Speriamo, se così dovesse essere, allora si può anche rientrare in gioco. Io per ora quello che vedo è che cercano di ottenere il gioco vivo facendo perdere tempo di vita reale in tante piccole boiate inutili a tutti i giocatori, quindi questo è quanto. Vedasi la mancanza di un hangar personale, vedasi la mancanza di uno storage dove poter depositare i materiali e quello che recuperiamo in giro, per esempio le missioni ci danno a volte delle commodity che servono per gli ingegneri, commodity che dovremo andare a vendere perché non possiamo metterle da nessuna parte, o le usiamo subito o le vendiamo. E quando invece ci serviranno per andare dall'ingegnere, dobbiamo andare a ricomprare scorrazzando ulteriormente per tutta la galassia e questo si traduce in altro tempo di vita perso per niente. Non possiamo commerciare con i nostri amici, non possiamo vendergli i materiali, non possiamo comprare i materiali, dobbiamo per forza farli su andando a fare mining. Quindi chi non ha una nave da mining dovrà comprare una nave per fare mining, andare a fare mining, anche se non è nella sua carriera. Quindi magari scelgo di fare il bounty hunter, per andare a fare il bounty hunter devo saper fare mining, devo saper fare questo, devo saper fare quello. Non funziona così. È una galassia, è enorme. Nella galassia si può commerciare di tutto. Si possono fare missioni di ogni tipo, imposte da NPC o scelte anche con gli amici. E qui purtroppo siamo estremamente limitati. Però dalla prossima espansione avremo i nostri begli avatar, in cui potremo scegliere il trucco, i capelli, la tutina. Minchia, ci serviva proprio. Detto questo, scusate se l'ho ripetuto per l'ennesima volta, ma mi sta proprio sulle palle sta cosa, come avete capito. Detto questo, Virus 101 finisce la polemica di questa serata. Vi aspetto sui commenti sotto, ci sentiamo a breve e alla prossima puntata, dai. Prossima puntata andrà meglio, saremo un po' più positivi e propositivi, dai. Speriamo bene. Ciao a tutti, alla prossima, sottoscrivetevi sul canale, invitate gli amici e offritegli anche una birra per sottoscriversi al canale, quindi ben venga. E niente, dai, battute a parte, alla prossima. Ciao a tutti, Virus 101, Transmission out.